Benvenuti alla consueta rassegna stampa del Sestante News, settimanale online che va in onda, quindi, come si dice, quindi via internet e su Facebook il venerdì mattina. Vi dico subito gli argomenti: Triveneto alla Lanzarin, una super delega. Dalle nostre rubriche del dottor Lucio Zanetti e della nostra Alessandra Marconato, primo farmacista e la seconda scrittrice, il nostro tributarista Alberto De Franceschi. E la politica, il ministro Stefani appunto minaccia le dimissioni se non viene approvata l'autonomia milanese. La stanza delle memorie riapre alla sosta. Veneziano, prezzi scontati per la droga mestrina. A Padova un autista di bus bestemmia contro una passeggera straniera. E poi, come sapete, Trevigiano, Belluno, Verona, Rovigo e Vicenza. Quindi, come dire, il nostro 60 News si allarga con rubriche dedicate anche ad altre province. Poi, come sapete, sport, alla fine libri e fumetti, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, i fumetti sugli aggiornamenti sulle ultime uscite e le ultime news, interviste in esclusiva su Text ad Alfredo Castelli. Quindi vi invito a guardare il nostro giornale sia online www.il60news.it, ma anche e specialmente sulle nostre pagine social, dove i nostri articoli verranno postati con una programmazione programmata. Ecco, se avete voglia diciamo, come dire, di contattare la redazione per notizie che riguardano il Veneto, il territorio, qualunque cosa, non esitate a farlo. info@ilsestantenews.it. E lo scopo di questo giornale è proprio raccontare le cose che magari gli altri giornali non hanno tempo o voglia, usiamo questo termine, di raccontare. Invece io credo che le cose più semplici, più quotidiane, siano quelle che devono essere raccontate dal cittadino. Dobbiamo avere il coraggio di manifestarlo, quindi non esitate a contattarci. Vi invito a leggere il giornale sempre in continuazione. Ringrazio tutti i nostri utenti e lettori che hanno determinato e stanno determinando il successo di questo settimanale online. Alla prossima!